saluto che vi giunge da Rapallo in occasione del 50° dei volontari del soccorso di Sant'Anna. È una mattinata, sarà una giornata di festa. Abbiamo il presidente onorario, nonché vice sindaco Pier Giorgio Brigati, al quale chiediamo subito un po' come sarà questa mattinata. Cominciamo dalla Santa Messa proprio qua nella chiesa di Sant'Anna. Sì, abbiamo in programma questa Santa Messa, accordi con la nostra parrocchia, il nostro parroco Don Aurelio, che farà una messa quasi dedicata al nostro 50° di fondazione. Poi dopo la messa inaugureremo 3 automezzi intestati a nostri soci scomparsi davanti alla chiesa. Poi ci sarà la partenza in corteo, un corteo diciamo a piedi per non disturbare un traffico che non merita ulteriori problemi. Ci recheremo alle Clarisse, dove si svolgerà la premiazione con gli interventi delle autorità e la premiazione di tutti i nostri numerosi militi, qualcuno dei quali, pensate, ha addirittura raggiunto quota 37 medaglie d'oro. Vi lascio voi immaginare una medaglia d'oro e un certo numero di punti in un anno. Questo è il nostro obiettivo di oggi. Poi alla fine di tutto ci sarà un pranzo a buffet al quale siete invitati fin d'ora. Bene, allora cercheremo di seguire nel limite del possibile e dare testimonianza di questa giornata. Presidente, auguri per i 50 anni. Grazie, molto gentile. Aspettavamo questo giorno, questa festa, la nostra festa, quindi faccio gli auguri a tutti i miei militi, al mio consiglio direttivo, che mi hanno supportato in tutta questa organizzazione, perché quello che noi facciamo oggi è la premiazione dei militi, ma noi abbiamo fatto i 50 anni, scusa, 70 erano i miei, 50 anni mercoledì sera, abbiamo fatto una pericena, eravamo più di 300 persone, e questo può andare avanti, diciamo fino a fine anno. Lei di questi 50 anni quanto ne ha fatto? 45. Beh, perciò da ragazzino. Quasi da ragazzino, quando mi sono sposato sono venuto a abitare a Rapallo e ho iniziato subito, a 24 anni ho iniziato a fare una bella avventura. Una cosa che rifarei volentieri se avessi 25 anni, ma non ce li ho. Come è iniziato? Che cos'è che l'ha spinta a partecipare appunto a fare volontariato? È stato per caso, così un mio cognato che era già socio dell'associazione mi porta in questa struttura e da lì ho iniziato a vedere un pochettino questi ragazzi, a quei tempi erano ragazzi anche loro, e da lì ho iniziato a fare volontariato, poi ho iniziato a fare le cariche sociali fino ad arrivare a oggi, sono presidente. Bene, allora complimenti. Grazie, e buon proseguimento. Grazie, molto gentile a tutti voi. Grazie, ciao, arrivederci. Una bella festa per questi 50°. Assolutamente, è veramente una giornata di festa non solo per i volontari del soccorso di Sant'Anna, ma per l'intera città. 50 anni, una lunga catena di aiuto, di sostegno, di un volontariato veramente importante, efficace, che ha lasciato un segno significativo importante nell'intera città. Possiamo dire che non ci sia famiglia che abbia avuto nel corso di questi 10 lustri l'opportunità di apprezzare la professionalità, la dedizione, la passione e il cuore che i volontari hanno dimostrato lungo tutti questi anni. Quindi un grazie di cuore, un grazie che viene non solo dall'amministrazione comunale ma dall'intera città.
Una città, Rapallo, dove si parlava anche prima, il volontariato è molto importante. Assolutamente, e nel 2009 con l'allora assessore Castagneto promuovemmo la prima giornata di festa del volontariato con un sottotitolo estremamente significativo, Il tesoro nascosto di Rapallo, proprio perché abbiamo una ricchissima serie di associazioni, tutte benemerite, che forniscono un servizio fondamentale, essenziale, insostituibile, che di concerto con l'amministrazione comunale rende sicuramente, mitiga tanti problemi e dà un sostegno fondamentale alle famiglie e alle persone in difficoltà e bisognose. Oggi una festa per tutti voi. È una grande festa, festeggiamo i 50 anni, quindi un traguardo molto importante per la nostra associazione che ha sede qua a Rapallo e che ha proprio la sua struttura qui. Siete tutti in campo? Siamo tutti in campo, siamo una bella serie di volontari, siamo un'ottantina di volontari effettivi, quindi che viaggiano sulle ambulanze, e siamo un'associazione da 3.500 soci. Una bella presenza su Rapallo. Una bella presenza su Rapallo, una presenza che si è affermata nell'arco di questi 50 anni grazie alle persone che si sono impegnate per far crescere questa associazione al meglio. Siamo un fiore all'occhiello non solo per Rapallo, ma per fra tutte le associazioni nel territorio della Regione Liguria. A livello personale c'è questo impegno come tesoriere e poi anche come volontario normale, no? Certo, la mia esperienza, sono nato nei volontari col servizio civile, poi ho visto un ambiente positivo, un ambiente dove poter stare, dove poter passare e donare alcune ore della mia vita, e secondo me dà un parecchio ritorno morale e di forza per affrontare la vita. E tra l'altro c'è anche questo impegno come protezione civile, presidente dell'associazione, nata proprio tra i volontari. Sì, i volontari del soccorso sono sempre stati in prima linea nell'ambito della protezione civile, e un po' per una questione legale dovuta alle nuove norme, così, però è stato giusto secondo noi dividere chi voleva fare protezione civile, antincendio boschivo, da chi voleva fare sanitario, e quindi abbiamo fondato un'associazione che ovviamente ha le radici nei volontari del soccorso, però un'associazione che fa solo attività di antincendio boschivo e protezione civile. Siamo nell'ambito della colonna mobile regionale della Regione Liguria e operiamo anche in questo settore. Visto che sei tesoriere, ecco, per curiosità, a livello di conti un'associazione come questa come sta? Riesce ad andare avanti? Riesce ad andare avanti, ovviamente non è più il periodo molto proficuo come poteva essere negli anni 90 e 2000, bisogna assolutamente stare molto attenti ai conti, essere molto precisi. Il rapporto comunque con le istituzioni è, direi, ottimo, nel senso che comunque anche il rapporto economico è costante e preciso, però insomma è un'attività che lavora 24 ore su 24, mediamente fa 60-70 servizi al giorno, quindi immaginate, ogni servizio comporta avere 2 persone, abbiamo anche ovviamente degli ottimi dipendenti che lavorano per la nostra associazione, è tutto un meccanismo abbastanza delicato e equilibrato. Ecco. Questa mattina la benedizione di 3 nuovi automezzi, si arricchisce la vostra squadra di mezzi. Certo, uno degli elementi fondamentali, il primo ovviamente sono le persone, nel senso i volontari, quindi i volontari sono il punto focale di tutta la nostra associazione. L'altro aspetto ovviamente è quello che ci può portare in giro, quindi le attrezzature, e ovviamente noi annualmente facciamo una campagna di subentro di nuovi mezzi proprio per dare alla cittadinanza di Rapallo e del Tigullio mezzi e attrezzature all'avanguardia per poterli aiutare.
Quanti anni avete fatto di questi 50? 5, un decimo. Da quando? Faccio il calcolo, 19 meno 5, 14, 2014. Più 2 o 3 anni con un'altra associazione. Come ha conosciuto i volontari? Beh, io abito a Sant'Anna, per cui è stato facile, perché poi facevo il samaritano, c'erano anche i volontari, poi sono passata a fare il samaritano, io soprattutto faccio il samaritano. Bene, allora insomma in diversi ambiti. Beh, se capita, sì. E cosa dice dell'associazione dei volontari Sant'Anna? Beh, si sta abbastanza bene, sì. C'ho amici, perché io poi insomma, non è che mi faccia tanti problemi a fare amicizia. Lei cosa fa? Come volontario sono 118, sì. Sono sulle ambulanze, sì. Sono sempre stato sulle ambulanze, 118. Che sono qui non ricordo bene, ma metà sicura più che meno, sì. 25 sarà più che meno, sì. Si ricorda come è arrivato in questa associazione? Ho iniziato così per caso, dico proviamo, avevo provato a fare guardia medica e da lì poi mi è piaciuto e non sono più andato via e basta, sempre. Guardia medica, l'autista? Autista, certo, sì. Avevo iniziato quello perché così prima, poi si è iniziato con le ambulanze e da lì è una cosa che ti viene dentro, che ti prende. Che ti prende quando veramente, quando hai grazie, quando hai un ringraziamento così tocchi il cielo, sì. Sì. Okay. Qua abbiamo un gruppo di giovani che di questi 50 anni sicuramente non ne hanno fatto tanti, ma costruiscono i prossimi 50 anni. Per fare altri 50 anni bisogna che qualcuno intervenga. Siamo entrati tutti abbastanza giovani, c'è chi è entrato con me a 16 anni, adesso ne ho 35, alcuni hanno i genitori che hanno fatto dei gradini in questa scala, altri sono arrivati pian pianino. Ci sono le squadre che sono sempre più unite, ci vogliono 50, appuntamento fra 50 anni, chissà se ci sarò ancora io, magari no, ma molti di loro sì, ci vediamo fra 50 anni. Assolutamente sì. Andiamo, il tuo nome? Andrea. Facciamo un giro dei nomi e un pochino che cosa fate nei volontari di Sant'Anna. Barbara, cosa faccio in generale dai volontari? Sì. Allora, io faccio la componente di 2 squadre, la squadra serale e la squadra notturna, e poi quando riesco vengo a fare qualche ora, quindi ad aiutare. Bene, tu? Io Francesco, sono arrivato 8 anni fa, adesso sono un dipendente, sono un caposquadra della seconda squadra notturna, eccetera, eccetera. Come hai conosciuto? Allora, io andavo all'università con lei, che si è iscritta. Lei è Elisabetta, lei si è iscritta qualche anno prima di me e frequentando l'università con lei ha cominciato a parlarmi dell'ambiente eccetera eccetera e ho voluto provare, poi mi sono trovato bene e tuttora sono qua, spero di andare avanti ancora. Ti chiami? Francesco. Francesco, tu? Io sono Elisabetta, l'artefice della sua iscrizione, sono da 10 anni iscritta qui e faccio le squadre notturne. È bello coinvolgere altri, no? Dove si sta bene, hai fatto bene. Bisogna, se no non c'è più nessuno poi. Quindi venite tutti! Tu ti chiami? Alessia, io faccio servizio civile quest'anno e comunque ho sempre frequentato l'ambiente perché mia madre ci è cresciuta dai volontari e niente. Cosa fai? Cosa ti piace di questa pubblica assistenza? Boh, un po' tutto, mi piace loro in primis e poi mi piace aiutare le persone, quindi... Bene, tanto abbiamo un po' di sottofondo musicale che non guasta. È il nostro inno di volontari, scritto tanti anni fa e dobbiamo cercarlo di riportare in auge, farlo imparare e cantarlo sempre di più in mezzo alla città, così anche i cittadini quando lo sentono dicono oh, guarda, i volontari. Bene, molto bello, orecchiabile, si sente volentieri, spero che rimanga impresso bene nel microfono. Il tuo nome? Fabrizio, è il 5° anno di volontariato qua presso i volontari, faccio la squadra notturna col mio caposquadra Magico
e poi ovviamente quando si ha un po' di tempo libero si va in sede per passare del tempo, aiutare la gente, anche studiare per un sacco di cose. Quanti anni hai tu? 21. Quindi, quando hai iniziato? Avevo 16 anni, 15 anni e mezzo. Che bravo! Lui te lo presento io perché lui è una cosa importante per i volontari, perché lui è uno dei successi più grandi dei volontari. Allora, innanzitutto è arrivato dal Ghana qualche anno fa, okay? È arrivato a Genova, appena ha avuto i requisiti per entrare nel servizio civile, è venuto da noi attraverso il Ministero delle Politiche Giovanili con il progetto del servizio civile, che per noi è importantissimo, riporta continuamente ogni anno tantissimi giovani, facciamo delle selezioni all'ingresso e abbiamo avuto un sesto senso, abbiamo detto questo qua bisogna provarlo assolutamente, sto ragazzo promette, a parte che vabbè fisicamente ok, prende le barelle così a due mani, noi lo stiamo lì a guardare, dice boh, probabilmente che bravo, suda giusto perché fa veramente caldo, che se no non suda neanche, ed è rimasto con noi, oggi praticamente vive con noi a tutti i sensi e è veramente il simbolo della soddisfazione degli ultimi anni e di cosa voglia dire veramente dare la possibilità a chiunque e poi essere ricompensati, perché lui la prima cosa che fa per noi è che ci ricompensa in tutto e per tutto con un sorriso, ride sempre ed è un nostro orgoglio sicuramente. Allora intanto diamo il via di nuovo all'inno di continuare e possiamo chiedere qualcosa, come ti chiami? Sono Abdulaziz dal Ghana. Ecco, cosa dici? C'è stata una presentazione ottimale. Io veramente ho fatto servizio civile con loro, poi dopo quel servizio civile ho fatto pochissimo volontario con loro, poi mi hanno dato qualche opportunità al lavoro con loro, quindi adesso sono molto contento che è dipendente a volontario. Bravissimo, e cosa fai? Sono scorratore dentro l'ambulance. Ha detto che insomma ti gestisci da solo. È un fisico, è una sicurezza. È una sicurezza. Impara la lingua, alle 5 del mattino è risveglio, prontissimo. Cioè, dovunque ci giriamo c'è sempre Aziz. Molto velocemente. Bene, bravo. Allora facciamo un applauso al vostro rappresentante. Aziz H24. Tanti anni a servizio della protezione civile in questo caso. Eh sì, perché io sono entrato dai volontari che avevo 18 anni, adesso ne ho 54 e siamo intervenuti in diverse calamità. Io personalmente sono intervenuto sia addirittura anche in Sri Lanka per lo tsunami, dove avevamo adottato dei bambini e avevamo fatto 2 viaggi per quello, in Albania per la missione arcobaleno. Non nel campo delle regioni ma nel campo dell'ANPAS, che era SCIA, che veniva chiamato in gergo il campo chic perché era l'unico che rispettava le distanze da tenda a tenda, insomma cercavamo di trattare le persone come si deve. Ecco, tu come hai conosciuto invece questa realtà di Rapallo?
Ma io l'ho conosciuta tramite un mio amico, Martinozzi Patrizio, detto anche Pace all'epoca, mi aveva fatto la tessera quando avevo 17 anni, poi conoscevo diversi volontari, ora io sono di Via Laggiare, i volontari sono a Sant'Anna, quindi li ho conosciuti grazie a questi amici ed è stato un lunghissimo amore perché ho fatto veramente tanti servizi, la maggior parte della mia vita posso dire di averla passata lì. Signora, Umberto è stato il primo presidente dei volontari del soccorso. È iniziato così, con una domenica, un gruppo di persone di Sant'Anna, un macellaio, altri 2 o 3, non mi ricordo i nomi, l'hanno chiamato nel negozio di uno di questi a dirle se gli aiutava a mettere su questa bella cosa, diciamo. Io ve la faccio proprio così, praticamente lui è stato quello che ha potuto fare le pratiche, tutte queste cose, ma logicamente in quel periodo c'era la Croce Bianca, che adesso vanno bene tutte e due, ma all'epoca insomma non era ben vista questa cosa, e quindi lui ha portato avanti tutto questo ma con difficoltà, e quando l'ha inaugurata lui ci credeva comunque, e quando l'ha inaugurata quella mattina ha fatto il discorso. La cosa che mi è rimasta sempre con dispiacere è che si è messo a piangere perché era lì solo, non aveva nessuno dei suoi, benché lui era già un consigliere comunale. Comunque insomma all'epoca c'erano queste battaglie. Tutto bene, e quindi poi lui ha portato avanti questa cosa, è stato il primo presidente, credo che sia stato anche qualche altra volta, perché sa, Umberto ne aveva delle presidenze, quindi a metterle tutte insieme. Ci sono stata dietro. E come dicevo, quell'ambulanza, la prima ambulanza che hanno inaugurato, sono stata io la madrina mi pare, e il primo viaggio l'ha fatto in Trentino, che adesso con 5-6 ore ci arrivi, ma all'epoca molto più lungo, perché autostrada terminava a un certo punto e mia mamma aveva avuto un brutto incidente e l'indomani abbiamo dovuto farli venire su per portarla a Rapallo, e quindi i militi hanno riposato un'ora dopo un viaggio così e sono tornati indietro. No, è stata una cosa, adesso diciamo che è una cosa bella, al momento non l'avevamo vissuta così bene, però insomma tutto bene. Vabbè, ma poi Umberto avrà messo il suo cuore, la sua positività per andare avanti. Bene, è stata anche l'occasione per ricordarlo, ci fa piacere. Buone cose, arrivederci. Grazie a voi, grazie. Qua abbiamo 2 premiati, tanti anni medaglia d'oro. Come si sente questa mattina? Bene, è un bello orgoglio, diciamo che poi fra l'altro viene da pensare tutto il percorso che abbiamo fatto, l'evoluzione, i progressi, essere sempre all'avanguardia. E viene da pensare che quando i primi passi che abbiamo fatto quasi si andava a partire con l'ambulanza col biglietto perché non c'erano manco telefonini, mentre invece adesso la tecnologia, la formazione e tutto ci ha portato a questa realtà qua. Ecco, quanti anni premiato? Io dunque praticamente sono 32 medaglie d'oro, però di appartenenza sono 48 anni. Insomma, praticamente tutti a 50. No, sembra l'altro ieri. Era un bambino. Sì, sembra una cosa del secolo scorso, ma poi voglio dire. E ancora adesso si impegna. C'è entusiasmo sempre. Va bene. Allora, intanto complimenti. Adesso sentiamo un po' questo signora che invece di medaglie. Intanto dobbiamo spiegare un pochino perché questo premio cosa significa, cosa equivale una medaglia d'oro. Come si fa a prenderla? Per avere una medaglia d'oro occorre un tot di impegno durante l'anno di servizio, ma questo non è mai stato un nostro problema perché essendo lì da 45 anni più o meno nell'arco dell'anno i servizi li abbiamo sempre fatti, non ci siamo mai posti il problema della medaglia d'oro assolutamente perché è necessaria, ma è una cosa abbastanza superflua. Siamo sempre stati lì da ragazzini, sentiamo che possa essere utile per tutti, per tutta la popolazione, per noi e per chi ne ha bisogno. E boh. Lei ne ha fatti? Io ho 45 anni di sede e 37 medaglie d'oro. 37 medaglie d'oro, che significa stare di media quanto servizi all'anno? Più o meno, 200 servizi all'anno. Praticamente quasi uno al giorno. È quasi uno al giorno, sì. Noi facciamo i turni più o meno settimanali, nell'arco della settimana siamo sempre lì, o notte o giorno, mattino, ci siamo.
Bene, allora prima di salutarci, noi abbiamo preso come 2 testimonianze voi, ma diversi sono stati premiati come medaglia d'oro quest'anno. Lanciamo un messaggio a chi ci sta a sentire, a chi è nel mondo del volontariato, a chi magari è lì per dire faccio un'esperienza e non è ancora troppo convinto. A cosa gli diciamo? Cosa gli diciamo? Bisogna frequentare, provare, vedere. È un ambiente un po' particolare, ma è un ambiente aperto a tutti, che può essere utile da quello che va a guidare la macchinina per portare il medico della guardia medica al milite effettivo con una certa esperienza per poter fare il soccorso. Comunque vengono fatti corsi abbastanza continuativamente per tutti i militi e una volta che si è dentro poi tanta gente si ferma e tanti magari si spaventano un po' del fatto dell'emergenza e si mettono da parte, però possono servire tutti. Lei? Voglio aggiungere solo 2 cose, al di là del fatto che i servizi bisogna frequentare per capire, perché è un mondo nuovo per chi non lo conosce, però non c'è solamente i servizi. Noi il mese scorso siamo andati tutti a Venezia a fare la voga lunga, c'è anche aggregazione, divertimento, e poi volevo aggiungere che noi 2 ad esempio siamo gli unici 2 dei 4 presenti che hanno iniziato i primi servizi con quella macchina là, si parla di 1971, Noi siamo 2 che l'abbiamo guidata quella, ecco. Ci troviamo con Pier Giorgio Brigatti, non in qualità questa mattina di vice sindaco, ma di presidente onorario dei volontari del Soccorso Sant'Anna, che sono nati 50 anni fa. E siamo proprio qua fuori, appena finito la manifestazione, anche con tanti premi che sono stati fatti, e ci siamo messi proprio volutamente alla prima macchina, al primo automezzo dei volontari. E Pier Giorgio, intanto complimenti, auguri per questa data che avete voluto festeggiare, credo, nel miglior modo possibile. Ma sì, credo che era un atto dovuto nei confronti di chi ci ha preceduto, nei confronti della città e anche di quelli che stanno guidando, direi, in maniera positiva la società. E abbiamo una storia, abbiamo 50 anni vissuti per fortuna dall'inizio alla fine, e quindi è un po' come ripercorrere la nostra vita e girarsi indietro e vedere 50 anni come in un film. Ecco, abbiamo appena visto questa prima macchina nella tua calorosa così esposizione. Hai voluto un pochino fare l'esempio di quello che succedeva allora e di quello che invece succede oggi.
È cambiato, sono cambiate tantissime cose. È cambiato il mondo, è cambiato la società, la sanità, è cambiato i volontari, i mezzi, le persone, nel senso che oggi sono molto professionali, sono tutti diciamo, all'altezza perché hanno fatto corsi regionali, dell'ASL, abbiamo dei mezzi all'avanguardia, le nostre ambulanze ormai sono dei pronti soccorsi mobili. Rispetto a una volta poi quello che fa la differenza è la collaborazione con la sanità pubblica, il fatto di poter contare su dottori, infermieri, una rete di comunicazione che non ci lascia mai soli, a differenza di una volta, naturalmente via radio, via telefono cellulare, via videotelefonica. Qui si decide, si stabilizza il paziente, si decidono le condizioni, si decide la destinazione, la gravità, il codice, è cambiato tutto. Una volta uscivamo su questi automezzi la cui attrezzatura fondamentalmente è una barella, qualche cinghia per legare il paziente se serviva, una cassettina per il pronto soccorso e poi tanto entusiasmo e 20 anni che avevamo e tanto coraggio, perché usciti dalla sede eravamo soli a decidere il da farsi, a volte in situazioni estreme, a volte drammatiche, perché quando avevi un posto in ambulanza e dovevi scegliere chi lasciare sulla strada, vi assicuro che era una cosa che non dimenticherò mai, e quelle telefonate notturne in cui Autostrada chiamava e diceva buonasera, c'è un incidente al chilometro 27 in direzione Genova, mi fanno ancora accapponare la pelle oggi, perché non sapevamo cosa avremmo trovato e su quale spettacolo dovevamo fare una parte che era quella di giovani con tanto entusiasmo e poco altro per fare questo mestiere. Ecco, soprattutto il fatto di essere in comunicazione, no? Oggi sapete già quanti feriti, forse anche un pochino di gravità, e poi soprattutto quando arrivate sul posto siete in totale comunicazione col 118, con i medici, perciò tutto questo mancava prima, è incredibile. No, questo non esisteva proprio, dopodiché io, come ho detto prima, devo fare i complimenti alla nostra ASL e al nostro territorio per quanto riguarda il soccorso, l'emergenza e comunque quello che riguarda la sanità, perché oggi io mi sento più tranquillo quando sono nella mia zona, quando sono a casa, che quando vado in ferie. Lo dico senza voler criticare gli altri, ma qui siamo veramente all'avanguardia per quanto riguarda il soccorso. Magari bisogna vedere anche in quali posti si va. Sì, questo è certamente fondamentale, però difficile trovarne di migliori dei nostri per quanto riguarda l'emergenza. Abbiamo automediche, abbiamo infermieri, abbiamo un 118 efficiente, un pronto soccorso che funziona. Magari funziona meno se uno si schiaccia un dito, e questo l'ho detto altre volte, ma per l'emergenza, per i codici rossi sicuramente siamo all'avanguardia. Non c'era niente di tutto questo, quindi come ho già detto i cambiamenti sono epocali. Ecco, cosa auguriamo? Adesso sei presidente onorario, hai fatto il presidente per 26 anni, cosa auguriamo a questa pubblica assistenza? Abbiamo visto anche diversi giovani e l'entusiasmo che questa mattina hanno tirato fuori, e questo credo che faccia ben sperare. Tanto è difficile salire, è molto più difficile rimanere in alto, quindi auguriamo di mantenere il livello raggiunto, che secondo me è un'eccellenza. Poi auguro un'altra cosa, di mantenere quella identità che ci contraddistingue da quando siamo nati, che è quella di essere semplici, di essere diretti, di essere umili, di aiutare la gente senza se, senza ma, e un sorriso, una parola di conforto a volte vale più di una flebo, specialmente chi sta in un momento di difficoltà, e questo lo so perché quando vengono a ringraziarti
vedi come lo fanno, vedi gli occhi umidi e il cuore sincero. Questo io gli auguro ai volontari, di mantenere questa identità. Bene, allora da Rapallo diciamo che tutto abbiamo voluto essere presenti e dare una piccola testimonianza di questi anni. Auguriamo anche noi buon compleanno ai volontari del soccorso di Sant'Anna di Rapallo e salutando il presidente onorario Pier Giorgio Brigati, salutiamo tutta la grande compagnia e tutti i volontari che da sempre hanno così accompagnato e fatto servizio. Tra l'altro abbiamo visto tante premiazioni ed è stato anche bello ricordare, ecco, Umberto Ricci ad esempio è stato il primo presidente, avete voluto ricordare un pochino tutti, insomma, nel ricordo, nella memoria che vi hanno lasciato. Credo che sia stato anche un momento significativo, Pier Giorgio. Sì, credo che senza memoria non si va da nessuna parte. È bello andare avanti, guardare al futuro, ma è anche importante ricordare il passato. Io volevo anche ringraziare voi e Telepace perché quando chiamiamo ci siete sempre e rendete un servizio importante. Grazie molte. Bene, allora tra l'altro abbiamo sentito anche l'inno, perciò la musica che vi ha accompagnato in questa puntata di Si può dar di più è l'inno dei volontari. Un caro saluto e per Si può dar di più alla prossima puntata.